Le farmacie rurali sono una risorsa per molte aree del Veneto difficilmente raggiungibili. Una legge di 20 anni fa garantiva loro sussidi e agevolazioni, messi ora a rischio dalla mancata presa in esame della Commissione Bilancio della Camera di un emendamento che le riguarda. Senza questi fondi, i servizi che queste particolari farmacie forniscono sono davvero in pericolo. Non nego che la farmacia veneta è un po' come la farmacia italiana, in questo momento sta attraversando un periodo delicato e quindi sono felice delle nuove aperture, quindi di dare la possibilità a nuovi colleghi, diciamo, di aprire la propria farmacia e di dare un servizio alla popolazione. Certo è che già le farmacie esistenti in questo momento hanno vita dura. Nel nostro Veneto, ad esempio, siamo a conoscenza che una trentina di farmacie sono a rischio di chiusura. Poi in realtà rimangono aperte perché un nuovo operatore si fa carico dei debiti del precedente, però in realtà la situazione economica delle farmacie diventa molto difficile e quindi per questo motivo evidentemente la Regione ha stanziato una piccola cifra per sorreggere le piccole farmacie che presidiano appunto questi piccoli centri. Noi siamo grati di questa sensibilità da parte della nostra Regione. Alla Regione però chiediamo anche di poter fare il nostro lavoro e quindi di poter distribuire i farmaci così come abbiamo sempre fatto, perché purtroppo in questo momento dobbiamo assistere a un incremento della distribuzione diretta dei farmaci da parte di strutture pubbliche e tutto questo magari costringendo, diciamo, il cittadino a lunghi viaggi e quindi con dei costi sociali, oltre che dei costi di distribuzione, costi, diciamo, nascosti di questa distribuzione diretta. Però tutto questo mette in difficoltà la sopravvivenza delle nostre farmacie. Questi servizi chiedono anche spazi particolari all'interno delle farmacie stesse, il fatto di avere appunto piccoli laboratori piuttosto che dove si possa misurare pressione o altro. Quanti servizi possono essere forniti? Beh, indubbiamente sì, la farmacia chiaramente, la maggior parte delle farmacie si sono rinnovate, evidentemente con degli spazi più grandi e soprattutto meglio utilizzati, anche perché qualora appunto si dà al cittadino certi servizi bisogna chiaramente ottemperare al diritto alla privacy e a tutte quelle condizioni che si rendono necessarie per fare un servizio realmente ben congegnato. Ecco, quindi, però, come dico, almeno nel nostro Veneto la maggior parte delle farmacie si è rinnovata anche con investimenti, ecco, che quindi li ha esposti ancora maggiormente in un momento di crisi generale, ecco, da un punto di vista economico. Per cui questa innovazione, questo investire nella propria professione chiaramente ha reso tutto il settore ancora più sensibile alle richieste del mercato, alla crisi economica e quindi insomma anche il nostro settore indubbiamente ha delle criticità.